La rosa del socialismo circondata dalle stelle dell'Europa al posto della falce e martello del vecchio PC e sopra la quercia la scritta Democratici di Sinistra. È il simbolo del nuovo partito della sinistra che ha l'ambizione di unire tutte le forze socialiste. Massimo D'Alema, che ha aperto a Firenze gli stati generali della sinistra che segnano il varo della Cosa 2, ha spiegato che questo progetto non è contro l'Ulivo ma anzi mira a rafforzarlo. Positivo il commento di Antonio Di Pietro, che ha detto che ora tocca alle forze moderate cercare l'unione. Fausto Bertinotti boccia invece il progetto di D'Alema. Da oggi, ha detto il segretario di Rifondazione, ci sono due sinistre con una divergenza strategica. È stata identificata anche la quarta persona che ieri ha perso la vita nel maxi incidente stradale sull'autostrada Bologna-Padova. Il tamponamento che ha coinvolto 250 automobili è avvenuto nel tratto veneto tra Monselice e Boara Pisani. A causa della nebbia, 80 i feriti, molti sono rimasti incastrati nelle lamiere. La A13 è stata riaperta solo nella tarda serata di ieri. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un furgone che trasportava una sostanza radioattiva, l'iridio. Il materiale è stato recuperato dai vigili del fuoco. Meno treni sulle linee più trafficate e scatole nere come quelle degli aerei sui locomotori. Sono le misure annunciate dal ministro dei trasporti Burlando in risposta all'allarme ferrovie. Entro il 98 500 treni saranno dotati di apparecchi per registrare la velocità ed il funzionamento dei segnali. L'obiettivo è di estendere il sistema di controllo ai 4.000 convogli italiani entro 2 anni. Per il progetto sono stati stanziati 40 miliardi. Crisi irachena, continua il braccio di ferro tra Washington e Mosca mentre il Cremlino mette in guardia gli Stati Uniti contro l'intervento militare nel Golfo. Ieri il segretario americano alla difesa Cohen ha dichiarato che non c'è ancora una data fissata per l'attacco. Lo stesso Bill Clinton preferirebbe una soluzione diplomatica, ha detto Cohen, ma esaurite le vie del dialogo, l'uso della forza contro Saddam Hussein per la Casa Bianca resta legittimo. La morte di Diana e Dodi è frutto di un complotto. Mohammed Al-Fayed ha detto al Daily Mirror: in fondo al cuore credo al 99,9% che quella notte del 31 agosto non fu un incidente. Il miliardario egiziano inoltre ha rivelato le ultime parole di Diana affidate ad un'infermiera: dite a mia sorella Sara di prendersi cura dei miei figli. Anche i gioielli e i vestiti tenuti nell'appartamento di Dodi, Diana disse che voleva lasciarli alla sorella. Infine Al-Fayed, che ha commissionato una controinchiesta a Parigi, avrebbe trovato la Fiat Uno vista uscire quella notte dal tunnel dell'Alma, ridipinta e rivenduta come rottame. Cambio della guardia sulla panchina del Chelsea. Gianluca Vialli sostituisce Gullit e diventa allenatore e giocatore della squadra londinese. È il primo allenatore italiano nella storia del calcio britannico. La decisione, ufficializzata ieri dai vertici della società, fa seguito alla rottura delle trattative per il rinnovo del contratto con il campione olandese. È il giorno più importante della mia vita, ha dichiarato l'ex giocatore di Juve Sam. Ed eccoci all'appuntamento con la rassegna stampa, titoli dei principali quotidiani tutti dedicati all'apertura a Firenze degli Stati Generali della Sinistra. Vediamo subito come apre Repubblica, che scrive la sinistra di D'Alema. Poi passiamo al titolo del Corriere della Sera: D'Alema fonda i Democratici di Sinistra, Firenze, gli Stati Generali della Sinistra, il leader del PDS superare le divisioni, questo progetto non è contro l'Ulivo, addio tra gli applausi alla falce e martello, arriva la rosa del socialismo. Passiamo alla Stampa, D'Alema, saremo una forza socialista. E ancora il Messaggero, D'Alema, così la nuova sinistra, a Firenze finiscono in soffitta falce e martello, Berlusconi critico, il DNA resta lo stesso. E vediamo le prime pagine dei giornali. Il Giornale titola sempre su D'Alema, ma da un altro angolo: D'Alema, Corriere, sfida mortale. Il segretario del PDS, scrive il Giornale, chiede 2 miliardi al direttore De Bortoli, del Corriere della Sera ovviamente, e lo chiama a giurare davanti al giudice. Motivo: svelò le pressioni sull'editore e il piano di Botteghe Oscure per un sindacato unico olivista. E ancora, ma la vera posta in gioco, secondo il Giornale, è l'asservimento del più grande giornale italiano. Poi sotto vediamo quest'altro titolo: dava permessi a tutti il giudice che liberò Farina, ritratto del magistrato che spalancò la cella al rapitore di Soffiantini, assolto dal Consiglio Superiore, oggi dirige le carceri, l'intero paese. Si tratta di Alessandro Margara. E vediamo l'Unità, quotidiano del PDS, D'Alema volta pagina, il titolo: adesso è finita l'era delle fratture, PC e PSI sono due facce della stessa sconfitta. In basso un altro titolo di politica, un caso curioso: Mancino si infuria, senatori assenteisti, reprimenda in aula, gli elettori non meritano di essere trattati così
dai propri parlamentari, e questo è anche il titolo della Nazione di Firenze, che titola "Senatori, vergognatevi, l'aula era vuota, il presidente Mancino mette alla gogna gli assenteisti". Vediamo il titolo economico del Sole 24 Ore. Fazio, la sfida dell'euro impone forte flessibilità, sono le parole del governatore di Banca Italia. L'unione monetaria sarà un purgatorio, non un paradiso, ed è questo il titolo del Tempo. Il quotidiano romano: l'euro sarà un purgatorio. Fazio, governatore della Banca d'Italia: non facciamoci illusione sull'unione monetaria. Poi sotto la drammatica foto dell'inferno sull'autostrada a causa della nebbia in Veneto. E poi sotto: scatola nera anche sui treni, registrerà tutti i dati di marcia come sugli aerei, ieri un altro incidente. E veniamo al Gazzettino di Venezia, che titola appunto sulla strage in autostrada: apocalisse nella nebbia sulla A13 a Terme Euganee, maxi groviglio di 250 automezzi ed incendio, 4 morti, 80 feriti, traffico in tilt in tutta la giornata. Ed ecco la drammatica foto dell'incidente. Passiamo al Mattino di Napoli. Cosa 2, politica senza furbizie. Poi la notizia abbiamo già visto prima: Mancino bacchetta i senatori assenteisti e anche distratti dai telefonini. Passiamo all'Avvenire. D'Alema guarda a sinistra, e poi sotto il titolo: così che Berlusconi prepara la risposta del centrodestra. Sotto un altro titolo in basso dell'Avvenire è: la prostituzione e schiavitù. La Cassazione lancia l'allarme con l'immigrazione, nuove forme di assoggettamento. E poi ancora: dall'Africa riaffiora il dramma, venduti per pochi dollari. Veniamo al Manifesto, che titola: partire è un po' morire. Uno scontro al giorno sui binari, disastri sulle autostrade, il sistema dei trasporti è completamente in tilt. Ieri nuovo incidente ferroviario, fortunatamente senza conseguenze a Cagliari, e un colossale tamponamento a catena vicino a Padova, con 4 morti, 70 feriti e un disastro ambientale sfiorato. Infatti tra i mezzi coinvolti c'era un furgone carico di iridio 192, una sostanza radioattiva. La Gazzetta del Mezzogiorno sceglie un tutt'altro argomento per aprire: cura di Bella a rilento, i nostri cronisti della Gazzetta del Mezzogiorno in corsia, la sperimentazione partirà solo a marzo. Ma Di Bella dedica il titolo anche Il Giorno di Milano, però è un titolo di tutt'altro genere. I contrast di Di Bella, l'Istituto dei Tumori di Milano apre il fronte dei medici obiettori ovviamente al metodo sperimentato dal professore modenese. E domani in edicola trovate, anzi oggi in edicola trovate anche i settimanali come L'Espresso, che ha in copertina questa caricatura di Antonio Di Pietro, e il titolo è: La congiura dei balordi, Berlusconi e C contro Di Pietro, storia segreta di soldi e di bugie. E c'è anche Il Borghese, che titola: La banda degli incapaci, e le foto dei 4 ministri del governo Prodi: Beniamino Andreatta della Difesa, Giorgio Napolitano Ministro dell'Interno, Claudio Burlando per i trasporti e Michele Pinto per l'agricoltura. Ed è tutto per la rassegna stampa. Quando si dice l'ironia della sorte, 1998 l'anno della tigre per il calendario cinese, e proprio loro, i cinesi, sono uno dei popoli più aggressivi contro lo splendido felino, le cui ossa sono usate in medicina tradizionale per rinvigorire la salute. Ecco perché il WWF ha lanciato un piano internazionale per trasformare il 98 non nell'anno della tigre, ma nell'anno per la salvezza della tigre. Secondo il WWF, fino a un secolo fa, vivevano nel mondo circa 100.000 esemplari e oggi sono appena 5.000, sparsi in 14 zone del pianeta, minacciati soprattutto dal bracconaggio e dalla distruzione degli habitat naturali. In soli 50 anni si sono estinte 3 delle 8 specie: la tigre di Bali, la tigre del Caspio e quella di Giava. Della tigre della Cina meridionale rimangono solo 30 esemplari, negli anni 50 erano 4.000. Il WWF ha quindi creato un fondo di emergenza per la conservazione di questa specie, che sarà avviato con un capitale di $1 milione. E non solo, 35 progetti locali, soprattutto in India, e una ricerca di ingredienti alternativi alle ossa di tigre, cinesi permettendo. Edoardo Sanguinetti, Andrea Liverovici, Il mio amore è come una febbre e mi rovescio, Bonpiani, editore. Ecco, perché questo libro a 4 mani e come bisogna leggerlo? Beh, tanto si tratta di un libro profondamente controtendenza, nel senso che proprio più di così si muore, nel senso che tratta 2 argomenti, oserei dire quasi scabrosi in questo periodo della nostra vita, cioè il teatro e la poesia.
e in realtà sono la testimonianza di un lavoro appunto teatrale, di teatro musicale che stiamo facendo insieme al grande Sanguinetti, questo libro praticamente contiene 2 testi che ha scritto per il teatro che sto portando avanti io con Ottavia Fusco, che è la mia musa ispiratrice, e contiene questi 2 testi Sanguinetti, sono Rep e Sonetto, 2 spettacoli che stiamo ancora portando in giro per l'Italia, una sorta di manifesto programmatico su quello che secondo me deve essere il teatro musicale, scritto da me, e un'intervista fatta a Sanguinetti. Ecco, ma questo libro come è nato? No? Come si è costruito? Ma si è costruito proprio, diciamo così, in scena, è un materiale di scena, infatti penso che possa essere utile per chi, soprattutto tra i giovani, vuole avvicinarsi a quello che secondo me in sostanza è l'unica ragione per cui in qualche modo debba ancora esistere il teatro, ovvero quello di riportarlo in qualche modo. Io penso che il teatro sia musica sostanzialmente, no? Perché così nasce dalla musica, nasce dal coro, e si è perso forse un po' per strada, è diventato di una noia incredibile, compreso certo teatro che continua a fingersi d'avanguardia, ma in realtà riproduce solo ed esclusivamente dei cliché. Io penso che adesso ci sia l'opportunità di intervenire per dare ancora un senso al teatro, di intervenire con i nuovi mezzi che abbiamo in qualche modo a disposizione, come l'elettronica, i registratori, i microfoni, eccetera, eccetera, e provare a costruire una drammaturgia diversa da quella consueta, insomma, e molto vicina alla musica. Ecco perché il mio amore è come una febbre e mi rovescio, e dall'altra parte il mio amore è come una febbre e manifesto. Ma perché dunque Il mio amore come una febbre è un verso tratto dai sonetti di Shakespeare tradotti da Sanguinetti, che fanno parte del secondo spettacolo che si chiama Sonetto e che c'è certo. Ma perché mi rovescio e mi rovescio è un pezzo di Sanguinetti, poi la frase, il pezzo andrebbe avanti, e manifesto, diciamo, è quello che ho scritto io, quindi si usa una parte del titolo uguale per tutte e 2, che è un verso sì, di il mio amore è come una febbre, e poi esatto. Sanguinetti usa mi rovescio e Libero Vici usa manifesto. Insomma, delle parole belle, la poesia, la musica, il teatro, un libro molto particolare, speciale, di Edoardo Sanguinetti e Andrea Liberovici, dal titolo Il mio amore è come una febbre e mi rovescio, pubblicato da Bonpiani. Il meteo vi è offerto da Barometri Oregon Scientific. Prevedono il bello e il cattivo tempo. Benvenuti al meteo di TMC. Vediamo il tempo che farà in Europa. Tra i sistemi nuvolosi di scarsa consistenza prevale il tempo stabile e soleggiato, zona di area instabile sul nord Russia. Per effetto dei venti freddi da nord diminuiranno le temperature sul Baltico. I valori più bassi si registreranno in Russia, quelli più alti in Italia ed in Portogallo. In Italia bel tempo su alpi prealpi di nord-ovest. Sulla pianura sole durante il giorno e punte di 14-15 gradi. Poco vento, tempo mite e stabile anche sulle maggiori città. In riviera vento debole di brezza, mare poco mosso o quasi calmo. Cielo azzurro anche sui monti nord-orientali. Le zone pianeggianti del Triveneto avranno una bella giornata. Bolzano con ampi spazi soleggiati e punte massime di 14 gradi. Spiagge venete e città turistiche con clima primaverile. Sulla dorsale appenninica si avranno poche nubi con cielo limpido. Sulla pianura sole per tutta la giornata, umidità intorno al 50%. Ad Ancona poco nuvoloso, a Firenze e Roma sole e tempo sereno. Lungo le coste e sul mare vento debole con cenni di brezza. Sud montuoso con sereno e nubi cumuliformi di bel tempo. Locali addensamenti nuvolosi su Puglia e Penisola Salentina. Le città vivranno una giornata mite, poco umida e serena. Sui mari i venti si attenueranno e diverranno deboli variabili. Ci attende una notte leggermente più temperata e con valori quasi nella norma mensile. Qualche dato: la minima dell'Aquila sarà di circa -3 gradi, a Palermo di 8. Con la costante radiazione solare le temperature massime subiranno ancora lievi rialzi un po' su tutte le regioni. A Cagliari, Napoli e Firenze il valore più alto di circa 17-18 gradi. Per concludere, l'umorismo è il colore della saggezza e la molla della speranza.
dati del servizio meteo dell'aeronautica. Il meteo è stato offerto da Barometri Oregon Scientific. Prevedono il bello e il cattivo tempo. Nel 1936 scoppia la guerra civile spagnola. Le forze nazionaliste, al comando del generale Francisco Franco, combattono quelle del legittimo Stato repubblicano, guidate dal presidente Manuel Azaña. Le grandi potenze dichiarano la propria estraneità, ma Italia e Germania mandano cospicui aiuti militari ai nazionalisti. A favore dei repubblicani accorrono, poco organizzate, brigate di antifascisti da tutto il mondo. La guerra finirà nel 1939 con la vittoria di Franco.